Che senso aveva imporre dall'alto con una scelta dittatoriale, come sempre fa l'assessore Riccardi, senza ascoltare le persone, le realtà territoriali di chi lavora, non solo nel Pordenonese ma anche dappertutto. Sono queste le parole di rabbia di Michele Negro, rappresentante del Comitato della Salute Pubblica di Pordenone, pronunciate al termine dell'incontro organizzato questa mattina all'Auditorium di Pordenone per discutere il piano oncologico regionale, un appuntamento che ha acceso il dibattito tra i cittadini e il mondo politico. Il piano oncologico regionale, destinato a definire le strategie future per la cura e la prevenzione dei tumori, si appresta ad approdare al Consiglio delle Autonomie Locali, prima di passare al vaglio della terza commissione consiliare. Tuttavia la soluzione proposta dal centrodestra, che prevede lo stralcio della tabella sulla redistribuzione delle chirurgie oncologiche, divide gli schieramenti. Le conseguenze annunciate sono drastiche per la sanità pordenonese, il taglio profondo anche di quelle realtà, non solo come Pordenone ma anche come San Vito, che avevano paradossalmente dei volumi dai loro stessi indicati più alti di quelli della soglia. Ma in realtà queste scelte hanno creato un guazzabuglio di proposte, di idee, contrasti con i medici, con gli operatori, addirittura non si sono sentite le associazioni dei malati come si dovevano sentire e quindi pare che, dalle ultime notizie, si stralcerà dal piano quella tabella di tagli sull'oncologia. Se da un lato questa scelta sembra aver trovato consenso nella maggioranza, dall'altro non convince l'opposizione, che continua a sollevare dubbi e criticità sul testo complessivo del piano. Il piano deliberato dalla Giunta presenta diverse criticità. Innanzitutto non è stato condiviso con i professionisti che contestano le modalità con cui i dati sono stati aggregati e disaggregati per determinare in quali ospedali concentrare gli interventi chirurgici. Secondariamente sembra l'ennesimo tassello di un disegno finalizzato a penalizzare la sanità pordenonese, perché non valorizza il Crodiaviano, pur essendo un IRCS di portata nazionale, e indebolisce l'ospedale di San Vito al Tagliamento e l'ospedale di Pordenone. Non a caso 37 primari alla fine dell'anno scorso hanno scritto una lettera al presidente Federiga sollecitando dei cambiamenti.